La biblioteca guarneriana. La biblioteca guarneriana è una delle più antiche in Italia e la prima in Friuli. Nacque nel 1466 per volontà di Guarnerio d'Artegna, che donò alla chiesa di San Michele tutti i suoi codici manoscritti. Guarnerio espresse la volontà che i libri fossero custoditi in un luogo in cui fosse possibile leggere e studiare. Il suo lascito si è preservato quasi inalterato nei secoli, costituendo uno dei fondi librari più coerenti ed interessanti dell'umanesimo italiano. Tra i manoscritti più prestigiosi c'è la cosiddetta Bibbia bizantina, le cui miniature costituiscono una interessante commistione tra elementi occidentali e levantini. La raccolta si arricchì nel 1736 grazie alla donazione di Monsignor Giusto Fontanini, che lasciò anche i mezzi necessari alla realizzazione di una libreria in legno costruita intorno al 1740. Il lascito Fontanini comprendeva, fra l'altro, un codice contenente l'inferno dantesco. Nel 700 e 800 la biblioteca si impreziosì grazie a nuovi codici acquistati dalla comunità sant'agnelese, tra i quali il Canzoniere e i Trionfi del Petrarca, risalenti al 400. La Guarneriana, nel corso dei secoli, è stata visitata da illustri personaggi come Foscolo, Nievo e Carducci. Nei suoi locali sono conservati l'archivio storico comunale e quello dell'antico ospedale di Sant'Antonio. Per maggiori informazioni e visite guidate, consultate l'ufficio turistico Pro San Daniele di via Roma 3 oppure visitate il sito infosandaniele.com.